stiamo parlando di commercio. In particolare abbiamo ascoltato la sintesi dell'incontro di ieri sul documento strategico del commercio del Comune di Taranto fatta da Valentina Castellaneta, e adesso continuiamo a parlarne con Tullio Mancino, direttore di Confcommercio Taranto. Ben trovato e buongiorno. Buongiorno a voi e ai vostri radioascoltatori. Dunque, in una nota che avete inviato nel pomeriggio di ieri, voi date dei dati come Confcommercio dicendo che le nuove aperture non ce la fanno a compensare le chiusure, parliamo della situazione del Borgo, rispetto all'anno precedente, al terzo trimestre 2023, più 309 chiusure a fronte di meno 122 aperture. Il documento strategico di cui si è parlato ieri, lo condividete? Ritenete che possa in qualche modo portare un apporto positivo rispetto a questi numeri che abbiamo appena detto? Dunque, l'incontro di ieri è uno degli ultimi, ci auguriamo, incontri che da ormai un percorso lungo stiamo conducendo in maniera bilaterale con l'amministrazione comunale. Per noi non è ancora un documento completo, in quanto ieri stesso abbiamo avuto modo di sottolineare alcune esigenze di modifica, e abbiamo anche avanzato alcune proposte integrative. Negli ultimi 10 anni il nostro territorio, la nostra provincia, la provincia di Taranto, ha perso più di 8.000 imprese. Il tema della desertificazione commerciale è ormai un elemento globale che chiaramente diventa ancora più difficile da affrontare in territori come il nostro, che vivono una serie di congiunture di carattere economico, sociale e culturale. Ciò che abbiamo sottolineato ieri, come abbiamo già fatto, è che incentivare la nascita, l'insediamento di nuove medie strutture, chiaramente non parlo delle attività di 250 metri quadri che per noi sono attività di vicinato, ma parlo di quelle che superano i 750, arrivano fino ai 2500, potrebbe disincentivare la nascita di nuove attività e potrebbe ulteriormente danneggiare le attività di vicinato che fanno fatica a resistere. E dunque c'è da fare un lavoro molto serio da questo punto di vista ancora, per evitare di favorire la nascita di medie strutture, soprattutto in quelle zone ad alta desertificazione, che però hanno già delle medie strutture sufficienti da pagare i bisogni. E poi abbiamo fatto una proposta molto concreta, quella di istituire un capitolo di bilancio ad hoc proprio finalizzato a finanziare delle misure, degli strumenti di contrasto al commercio di vicinato, con le quali l'amministrazione, insieme a noi, attraverso un osservatorio da costituire per comprendere volta per volta dove destinare le risorse, potrebbe appunto individuare delle misure per incentivare per esempio le attività di vicinato a finanziarsi la riqualificazione delle vetrine, delle serrande, del marciapiede prospiciente. Questo significa non soltanto riqualificazione delle attività di vicinato, ma significa anche riqualificazione urbana, significa favorire nuovamente la partecipazione negli spazi della socialità, che poi sono quelli che naturalmente offrono gli spazi per la nascita dei nostri commerci dei nostri negozi di vicinato, così come li conosciamo. C'è un altro aspetto che avete sottolineato ieri, è legato a questo allungamento verso il versante orientale della città, alla questione della variante urbanistica del comparto 32, quindi un'area che, se vogliamo inquadrarla, è dalle parti dell'Auscian, ci intendiamo, Auscian Cimino, e la possibilità che quell'area perda quella che adesso è il suo valore naturalistico, con la palude La Vela e l'oasi del Mar Piccolo, per diventare un'area edificabile e con attività commerciali. Perché non siete d'accordo su questa linea? È un tema di cui si parla da un po' di tempo e che viene fuori prepotentemente in alcuni momenti come questo. Non siamo d'accordo perché la grande distribuzione è una delle minacce più serie del commercio di vicinato. Noi non possiamo pensare di favorire il mantenimento in vita delle piccole attività del commercio di vicinato o incentivare l'insediamento di nuove attività di vicinato in zone ad alta desertificazione, se poi di concerto favoriamo
ancora una volta il consumo di suolo, favoriamo ancora una volta la nascita di queste grandi strutture che chiaramente e fisiologicamente possono offrire poi dei servizi, una logistica molto diversi rispetto a quelli che può offrire il borgo, la città vecchia, quei luoghi appunto che sono oggi in difficoltà e che sono al centro di questo problema della desertificazione. C'è stato un confronto con l'amministrazione comunale rispetto a questo tema di questa variante, oppure insomma ancora tutto tace, Mancino? In passato abbiamo già avuto modo di affrontare questo tema, ma continuiamo a sentire rincorrersi delle voci relativamente a questa possibilità e dunque siamo voluti intervenire. È intervenuto proprio il nostro portavoce delle delegazioni comunali della città di Taranto, Giuseppe Spadafino, per chiedere in maniera chiara a questo punto all'amministrazione comunale, al sindaco Melucci innanzitutto, una parola definitiva, una parola chiara su questo progetto. Cosa ne pensa l'amministrazione? Vuol realizzare questo progetto di grande struttura, di grande distribuzione, di ampliamento e di, appunto, come dicevamo, preferire che ad uno sviluppo naturalistico si invece sostituisca un nuovo sviluppo commerciale di grande struttura di vendita così come la conosciamo, o si vuole invece lavorare insieme per favorire il piccolo commercio di vicinato. Ci aspettiamo una risposta questa volta chiara per evitare che a rate venga fuori questo tema e sia ancora una volta un tema che poi preoccupa il nostro mondo, perché poi voi dovete capire che queste notizie buttate lì preoccupano moltissimo il nostro sistema e causano chiaramente anche una difficoltà proprio interpretativa da parte dei piccoli commercianti, dei piccoli imprenditori relativamente a quello che può essere il futuro. Cioè, in buona sostanza, l'operatore si chiede se vale la pena ancora continuare oppure la città, l'economia del territorio sta andando in un'altra direzione.